Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Travolta e uccisa mentre camminava sulla statale 114 ad Aci Castello nel Catanese. La vittima è una donna di 63 anni. La tragedia questa mattina alle 6:30. Il traffico dirottato sul lungomare. Tempo instabile nel weekend di Ognissanti in Sicilia, segnato dalla presenza dei turisti. Dopo gli allagamenti di ieri a Palermo, allerta gialla per piogge e temporali su buona parte dell'isola. Catania, un mazzo di fiori per i cari estinti, migliaia affollano il cimitero dove spiccano gli importanti interventi di riqualificazione realizzati. Nel cimitero di Aci Catena, nel Catanese, fossa con 30 teschi e rifiuti speciali, alcune aree sequestrate a seguito dell'ispezione dei carabinieri. Palermo approvata dalla Giunta la finanziaria 2026 della Regione Siciliana. Fra i nuovi interventi anche un bonus facciate, il Salsa Siciliana e un contributo per le imprese che assumono. Da questa sera a Catania apre le porte senza fissa dimora un nuovo centro di accoglienza. 30 i posti complessivi per uomini e donne, con la possibilità di uno spazio anche per i loro amici animali. Calcio, il Catania pareggia a Caserta, finisce 2-2 con i padroni di casa che beffano i rossazzurri in pieno recupero. Toscano vede il bicchiere mezzo pieno e pensa ad andare avanti. Domani trasferta per Trapani e Siracusa. Serie B, oggi alle 19:30 in campo il Palermo al Barbera contro il Pescara. Nel giorno del 125° compleanno rosanero, Inzaghi chiede ai suoi una prova speciale per uscire dalla crisi. Buongiorno e ben trovati. Apriamo il nostro telegiornale con un grave incidente, un incidente mortale avvenuto questa mattina alle 6:30 sulla strada statale 114 all'altezza di Aci Castello. A morire una donna di 63 anni. Si sta indagando ancora per comprendere appieno la dinamica di questo evento gravissimo. Sentiamo Luca Ciliberti. Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 ad Aci Castello in provincia di Catania. Una donna di 63 anni è stata investita da un'auto, una Peugeot 208, sulla strada statale 114 Orientale Sicola, quasi all'ingresso del paese, guidata da un ragazzo di 25 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Aci Castello e i soccorritori del 118. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per prestare subito i soccorsi, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, sembra sia deceduta subito dopo lo schianto. Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che la vittima, conosciuta dagli abitanti della zona, uscisse ogni mattina all'alba, spesso anche in pantofole, per andare a comprare le sigarette nella vicina rivendita di tabacchi, camminando sul ciglio della strada. Non è ancora chiaro se la donna stesse attraversando nel punto dove è stata investita. Il giovane invece stava percorrendo la nazionale di ritorno da una festa di Halloween in direzione Cireale. Non è escluso che all'origine dell'incidente ci fosse l'alta velocità. I carabinieri stanno verificando se sull'asfalto sono presenti segni di frenata, l'auto è stata sequestrata e sono stati disposti gli accertamenti sul 25enne per escludere l'abuso di alcol o droghe. La strada statale 114 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore. Oggi è la festa di Ognissanti ed è una festa con la giornata di domani appunto dedicata alla commemorazione dei defunti, che sarà all'insegna di tempo instabile in Sicilia. L'allerta gialla in diverse zone dell'isola, con comunque la presenza massiccia dei turisti. Sentiamo Marco Gullà. Ieri piogge e temporali, oggi il meteo sembra decisamente più clemente, soprattutto a Palermo. Il capoluogo siciliano si è risvegliato con il sole per il ponte di Ognissanti, ma non tutta la Sicilia per questo weekend di festa godrà del bel tempo. In alcune zone dell'isola, come nel Ragusano e Siracusano, si alterneranno piogge e rovesci. La Protezione Civile ha diramato allerta gialla per la Sicilia orientale e settentrionale, in particolare per le province di Siracusa, Catania e Messina. Domani la giornata si preannuncia tendenzialmente più stabile e asciutta, salvo ancora un marginale rischio di brevi e isolati acquazzoni pomeridiani sui settori interni a ridosso dei comprensori montuosi centro-orientali. Nonostante il tempo variabile, molti sono i turisti che hanno deciso di trascorrere questo ponte vacanziero in Sicilia.
Da Palermo a Catania, ma anche a Agrigento e Siracusa, una vacanza mordi e fuggi per molti, ma che comunque ravviva il turismo nell'isola in un periodo di bassa stagione. Una vacanza che intreccia cultura e gastronomia con i dolci tipici del periodo a deliziare i palati di tanti turisti. E c'è ovviamente chi resterà in Sicilia anche per qualche giorno della prossima settimana. Federalberghi manifesta soddisfazione per i numeri delle prenotazioni. L'obiettivo adesso è quello di rendere la Sicilia appetibile anche per i mesi invernali, avviando il percorso di destagionalizzazione. E per tantissime persone una meta è certamente il cimitero, per lasciare fiori, per lasciare un pensiero ai propri cari estinti. Siamo andati con Tonino De Mana a Catania, dove erano visibili molte migliorie che sono state appunto apportate al cimitero. Sentiamo. È un afflusso ordinato in un cimitero ordinato. Come da tradizione i catanesi stanno facendo visita al caro estinto per 1 o 2 giorni in cui si prevede una presenza di oltre 50.000 persone, anche se è un flusso continuo di visitatori già da giovedì. Viabilità all'osservata speciale nel perimetro di via Acquicella con il parcheggio del Divino Amore preso d'assalto già dal mattino. Balza subito agli occhi il numero di autobus che fanno la spola all'interno del cimitero e soprattutto la pulizia, specie nell'area che vedete un tempo ridotto in una giungla dove era quasi impossibile farsi largo tra le lapidi. Scorre l'acqua nei bagni finalmente accessibili e puliti e nelle fontanelle, frutto anche di importanti interventi strutturali alla rete idrica. Naturalmente l'estensione del cimitero e i ritardi accumulati nel passato richiedono tempo, ma le lamentele e la critica costruttiva, tante volte anche noi abbiamo documentato scene di degrado, servono per migliorare. Da qui il siparietto che vi proponiamo tra un visitatore e l'assessore al cimitero Petralia. Io mi chiedo perché il servizio che viene fatto nelle festività dedicate ai defunti mostra un cimitero funzionale, e io che frequento il cimitero ogni settimana insieme a mia sorella per venire a visitare i miei cari non trovo lo stesso servizio tutto l'anno. Noi innanzitutto andiamo a recepire con grande attenzione e con piacere le segnalazioni dei cittadini, che sono sempre costruttive. Logicamente arrivare al risultato di oggi sembra semplice, ma non lo è. C'è stato un lavoro lungo, non nell'ultima settimana, sarebbe stato impossibile, ma un lavoro lungo di mesi e mesi. Tutto si conclude con una stretta di mano. Intanto sono in calo i furti di fiori. Magari chi di plastica si buttavano, ora no. E sta per essere consegnata la nuova camera mortuaria. E ricordo all'inizio della nostra amministrazione un video di segnalazione da parte di un cittadino dove c'era quello scempio. Oggi sorge il nuovo deposito che è stato completamente ristrutturato con dei fondi comunali. E domani si replica, forse per la giornata più movimentata, quella domenicale per la commemorazione dei defunti. E se sono positivi, come avete sentito, i commenti relativi appunto al cimitero di Catania, decisamente impossibile che lo siano invece per una strada che permette, appunto passandovi, di raggiungere proprio il cimitero, una strada alternativa di collegamento. Il Fondo Romeo, guardate in che condizioni si trova. Si riduce sempre più la strada qui a Fondo Romeo, trasformata in un'autentica discarica abusiva. Come potete vedere c'è di tutto, dai pneumatici ai mobili, agli scarti edili e all'Eternit. Eppure questa è una delle strade che conduce al cimitero monumentale di via Acquicella. Chi ha cercato strade alternative per raggiungere il cimitero di Catania sarà ancora lì ad imprecare. Il pensiero ricorrente è: chi me lo ha fatto fare? Ed eccole le problematiche manovre degli automobilisti in via Calliope, siamo a Fondo Romeo, per una strada sempre più stretta dove gli incivili trovano il modo di sbarazzarsi di ogni cosa. Quasi impossibile transitare, eppure in zona sono presenti numerose telecamere sulla cui utilità poniamo numerosi dubbi. Umore nero per quanti hanno avuto la felice idea, si fa per dire, di percorrere la strada pattumiera. Quanto è difficile percorrere questa strada? Guardi, è la prima volta che la percorro, quindi non le saprei dire. In questo momento vedo tutta questa spazzatura e direi che è la prima volta e forse anche l'ultima. Spero di sì. Qua non si può camminare completamente. Di solito questa strada non la faccio quasi mai perché so che in queste condizioni fa schifo. Ma ci vuole veramente una preghiera per passare da qua? Sì, è vero, spero di farcela fino alla fine.
E purtroppo la situazione in un altro cimitero del Catanese non è certamente edificante. Vi mostriamo delle immagini, controlli nel cimitero da parte dei carabinieri di Acireale hanno permesso di ritrovare un ossario con resti non identificabili. Nella fossa c'erano almeno 30 teschi, tutta l'area è stata sequestrata lungo le mura perimetrali a fianco delle grandi cappelle laterali a 4 piani. In una porzione di terreno erano accatastate tonnellate di rifiuti speciali, resti di bare, casse in zinco, indumenti e pezzi di corredi funebri raccolti in bustoni per la spazzatura, usurati e poggiati a terra. Anche quest'area è stata sottoposta a sequestro. E adesso cambiamo decisamente argomento, perché si è chiusa con una sentenza di assoluzione la vicenda del processo contro l'ex re dei supermercati Sebastiano Scuto, questo per una decisione della Corte di Cassazione. Sentiamo. Un percorso giudiziario durato 28 anni. Alla fine la sesta sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui un'altra Corte, quella d'Appello di Catania, aveva condannato l'imprenditore Sebastiano Scuto a 2 anni di reclusione per associazione mafiosa. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il reato contestato all'ex re dei supermercati in Sicilia fosse estinto per intervenuta prescrizione. Si chiude così un lungo iter giudiziario che ha comportato gravi sofferenze a Sebastiano Scuto e consistenti danni alle sue aziende, commentano i legali dell'imprenditore. La difesa ha fatto anche sapere che attraverso l'uso del giudizio di revisione e il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo lavorerà per pervenire alla definitiva proclamazione dell'innocenza di Scuto, che viene indicato dai suoi avvocati come vittima delle intimidazioni del clan mafioso dei Laudani. In una nota i penalisti Giovanni Grasso e Franco Coppi commentano come il non rinvio deciso dalla Corte di Cassazione sia dovuto al fatto che, scrivono i legali, questa Corte ha evidentemente ritenuto che gli atti processuali consentissero di pervenire a una decisione senza necessità di un nuovo intervento del giudice del rinvio. Pronuncia quindi che mette la parola fine a una lunga e tortuosa vicenda. Rosso di calendario, ma non mancherà ugualmente il punto di Luca Ciliberti. Non manca Luca qui con noi per preannunciare quelli che saranno gli argomenti. Grazie Roberto. Allora, oggi parleremo ovviamente della finanziaria regionale, alcune misure previste nella finanziaria regionale. Ci sarà con noi l'assessore agli enti locali Andrea Messina tra gli ospiti. Parleremo ovviamente del ponte con Angelo Borrelli, che è, diciamo, il frontman della fazione del no al ponte, quindi insomma cercheremo di capire anche con documenti che ci ha portato in esclusiva la nostra trasmissione quali sono tutte le criticità di questa grande opera, di questa grande infrastruttura. Parleremo anche, sempre, lo facciamo spessissimo, di sanità. Oggi avremo un'intervista in esclusiva a Giorgio Tranchida, che è il marito della professoressa Maria Cristina Gallo, diciamo colei che ha scoperchiato il caso dei ritardi degli esami istologici all'ASP di Trapani. La professoressa non c'è più, il marito ovviamente però non vuole cancellare il suo ricordo, ma soprattutto non vuole cancellare questo scandalo che davvero si abbatte su tutta la Sicilia e ha fatto clamore nazionale. Quindi insomma tanti argomenti. L'opinione, lasciami dire, di oggi sarà di Gaetano Savatteri, il papà di Macari, ma anche insomma giornalista, collega, scrittore, insomma, che ha tante cose da dire anche sulla Sicilia. Insomma tanti motivi per seguire il punto. Tra l'altro adesso Luca, insomma, mi fai da gancio perfetto, perché visto che è stato approvato in giunta la finanziaria, vedremo che cosa accadrà. Sentiamo dal collega Maglio Viola quelli che sono i punti essenziali di questa manovra. Torna il bonus edilizio, ma in salsa siciliana. Con l'approvazione della legge di stabilità da parte della Giunta rinasce anche un provvedimento teso a sostenere il settore attraverso bonus facciate ed energetici. La norma stanzia 15 milioni per ciascun anno del triennio dal 2026 al 2028, da destinarsi alle persone fisiche e ai condomini che realizzino interventi di consolidamento strutturale, riqualificazione energetica delle facciate, interventi di efficientamento energetico degli immobili e per l'autoconsumo da fonti rinnovabili.
rinnovabili. La misura prevede contributi pari al 50% delle spese sostenute. È l'ultima novità inserita in una finanziaria che vale 1 miliardo e 200 milioni di euro, nella quale la parte del leone la fanno le misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, che valgono complessivamente 220 milioni di euro. Fra questi 20 milioni saranno utilizzati per la misura chiamata City Working, ovvero un contributo a fondo perduto del valore di 30.000 euro per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, consentendo al lavoratore di operare a distanza dal territorio siciliano. Sono poi previsti contributi per 10 milioni per stimolare gli investimenti nelle istituende Super ZES. Confermati per i comuni 350 milioni di euro a titolo di trasferimenti ordinari, 115 per investimenti, altri 108 andranno alle ex province. Confermate anche le risorse per il personale esterno della regione e per gli ex precari stabilizzati. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi porteremo a Catania, vi mostreremo in anteprima un nuovo centro di accoglienza per i senza fissa dimora tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale a Catania questa sera. Aprirà un centro per i senza fissa dimora, potranno portare con sé i propri animali, si potrà accedere senza documenti ma previa identificazione delle istituzioni competenti. È andato a vedere per noi Emanuela Corsi. 2 ampie aree dedicate a uomini e donne, con 18 posti letto per i primi e 12 per le seconde, bagni, lavanderie e un soggiorno per cenare e fare colazione. Da questa sera a Catania, in via Stazzone, nel quartiere di Cibali, sarà in funzione un altro spazio, un centro nato per offrire accoglienza notturna, sostegno e dignità a chi è senza dimora e condivide la propria vita con animali di affezione, spesso esclusi da questi percorsi di ospitalità. Saranno previste delle cucce e degli spazi dedicati anche agli animali di affezione, nella misura in cui avremo richieste di accoglienza di persone che si accompagnano al proprio animale. Gli ospiti riceveranno pasti, servizi docce e lavanderia, ma anche assistenza sanitaria e veterinaria di base, distribuzione di kit di prima accoglienza e vestiario. A Catania sono circa 200 i senza tetto. Se prima eravamo abituati solo ad una fascia di persone senza dimora multiproblematica, adesso c'è anche una cosiddetta marginalità relativa, persone che magari hanno perso il lavoro, sono entrate in crisi, hanno perso il legame familiare, hanno divorziato e in questo caso si agisce in regime di prevenzione, cioè si fa di tutto perché la situazione non si cronicizzi. L'iniziativa è finanziata nell'ambito del programma operativo nazionale Metro Plus ed è promossa dal Comune di Catania con il coordinamento congiunto della Direzione Politiche Comunitarie e Servizi Sociali. Questo è un ulteriore segno chiaramente di civiltà che il Comune di Catania e l'amministrazione Trentino porta avanti. Abbiamo preso e deliberato qualche settimana fa l'acquisizione di un'ulteriore struttura che è quella in via Cefalì e che successivamente la adibiremo ad albergo sociale. Questo amplierà chiaramente le postazioni nella nostra amministrazione proprio per dare un segnale di inclusione maggiore. Andiamo a Scicli, dove la memoria dei defunti passa anche dalla tavola con l'Armi Santi, il pane votivo che le famiglie modellano a mano e donano come gesto d'amore e protezione da parte dei propri cari scomparsi. Veronica Barbarino. Fede, storia e cucina popolare si intrecciano per commemorare le anime dei santi e dei defunti. A Scicli ogni anno la tradizione si rinnova con l'Armi Santi. Sono piccoli pani votivi che simboleggiano un cuore dentro un abbraccio, realizzato a mano dalle famiglie e donati come segno di protezione e affetto da parte dei cari scomparsi. L'Armi Santi è il pane tipico a pasta dura di Scicli che si regala ai bambini tra la notte dell'1 e il 2 novembre, fatto con acqua, semola rimacinata e lievito madre e un pizzico di sale. Si preparava già alla fine di ottobre con il grano macinato a maggio e si cominciava a regalare sia ai bambini ma anche alle famiglie più bisognose e alle vedove. Un rito che richiama l'idea di un legame che non si spezza, di una presenza che continua nel quotidiano attraverso un gesto semplice, quello del pane. Si lavora energicamente per 10-15 minuti, si fa riposare per 2 ore, dopodiché si staglia e si fanno le classiche forme a cuore. Questo pane ricorda un abbraccio. Tra devozione e folklore, l'Armi Santi non è soltanto un pane, ma un ponte con i defunti e un patrimonio immateriale di antichità. C'è un'altra pausa in chiusura del telegiornale, calcio e futsal. Torniamo.
Passiamo al calcio. Il Catania ieri ha pareggiato in casa della Casertana. Rossazzurri dominano nel primo tempo e nella ripresa tornano in vantaggio, ma due gravi ingenuità costano i 3 punti. Finisce 2-2. Marco Carli. Il pareggio di Caserta racconta tanto di un Catania che nel primo tempo è dominante, ma che si morde le mani. Sono 2 episodi, 2 errori a cambiare il corso della partita. Sul 2-1 per i rossazzurri la palla del possibile 3-1 scorre via e subito dopo arriva il fallo di reazione di Gherardi su Heinz, rossazzurri in 10. Nel recupero d'ausilio, proprio colui che col suo cross stava consentendo al Catania di chiudere definitivamente l'incontro, diventa l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Per rinviare colpisce Casarotto, rigore, 2-2 di Liotti al 98esimo e amaro in bocca. Toscano, il Catania è in testa in attesa della partita della Salernitana, vede il bicchiere mezzo pieno. Resettiamo anche questa come le 2 vittorie che abbiamo fatto in casa e pensiamo già alla prossima, perché devi solo guardare avanti e preparare l'altra partita. I rossazzurri mettono sotto i campani nel primo tempo fino al bellissimo gol di Di Tacchio che stappa la partita. Poi 5 minuti di reazione della Casertana che portano al pari di Proia. Nel secondo tempo, più equilibrato e spezzettato, ecco la perla di Donnarumma dopo il bell'assist di Caturano che sembra indirizzare definitivamente l'incontro prima dei 2 episodi raccontati. Per il primo, Gherardi si scusa. Al club, al mister, ai miei compagni, ai tifosi, mi sono fatto prendere dalla foga, è stato un momento di ingenuità. La squadra, dopo un defaticante oggi in Campania, tornerà ad allenarsi martedì. Saranno valutate le condizioni di Aloi, mentre in vista della squalifica di Gherardi si spera di avere Pieraccini. Per lui potrebbe essere stato semplice affaticamento. E oggi alle 19:30 ci sarà in campo il Palermo al Barbera contro il Pescara. Proprio nel giorno del 125esimo compleanno rosanero, Inzaghi chiede una prova speciale ai suoi per uscire dalla crisi. Il servizio. Nel giorno del suo 125esimo compleanno, il Palermo oggi proverà a tornare alla vittoria. Al momento c'è vento di crisi. Per evitare che tutto si trasformi in burrasca, oggi alle 19:30 al Barbera contro il Pescara, la formazione rosanero ha un solo risultato da centrare: la vittoria. Per Inzaghi ecco qual è la ricetta per tornare a brillare. Dobbiamo ritornare a pressare forte sulla palla, come abbiamo sempre fatto, perché quello è stata la nostra grande forza. Chiaro, giocavamo contro giocatori forti, per cui affrontarli non era semplice, ma se ci arriviamo addosso non ci facciamo puntare come abbiamo fatto nelle prime 8. Dobbiamo tornare a fare questo, ma io ti dicevo, sono molto fiducioso. Ieri i festeggiamenti per il compleanno rosanero, oggi invece occorrono punti, quelli veri. Il Palermo dovrebbe andare in campo così: 3-4-2-1, Joronen tra i pali, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Gomez, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Brunori sulla tre quarti a supporto di Poyampalo. Nel Pescara in porta l'ex De Planche, in attacco Oconco e Di Nardo. Torniamo alla Serie C con impegni in trasferta domani pomeriggio per le altre siciliane, il Trapani a Crotone, il Siracusa a Giugliano. Sergio Colosi. Trapani e Siracusa tra continuità, panchine e futuro. La prima che andrà in campo a Crotone è la formazione Granata. 2 squadre che vogliono scendere dall'altalena dei risultati, è il tema dominante della sfida dell'Ezio Scida. Il Trapani, 7 punti in 5 gare e l'eliminazione dalla Coppa Italia, alterna buone prestazioni a periodi meno felici. Percorso simile per il Crotone, 2 vittorie e altrettanti KO negli ultimi 4 turni di campionato. Il tecnico Aroni che è sotto esame da qualche settimana. A Crotone in linea di massima ha confermato l'11 che ha battuto l'audace Cerignola al provinciale. Il capitano Benedetti sconta la seconda giornata di squalifica. A sinistra gioca l'ex Giron, domenica scorsa tra i migliori. Panchine protagoniste anche nella sfida salvezza in Campania tra Giugliano e Siracusa, che chiudono la classifica divise da appena 3 punti. Nel Giugliano è il giorno dell'esordio di Ezio Capuano, quest'anno terzo tecnico sulla scomoda panchina giallo-blu. Ben più salda invece quella di Marco Turati, che cerca conferme, identità e qualità dopo l'ottima prova contro il Casarano. Stessa formazione azzurra dell'ultima gara, sia nel modulo che negli interpreti. Puzzone ancora infortunato.
E questa sera alle 20:30 al Pala Catania, ma anche in diretta su Telecolor, la Meta Catania affronta l'HA nel match decisivo del main round di Champions di calcio a 5. Marco Carli. Il match che vale tutto, in casa al Pala Catania ed in diretta su Telecolor. La Meta vuole andare agli ottavi della Champions di futsal, ma per farlo deve battere i campioni di Finlandia dell'HA. Si comincia alle 20:30, i rossazzurri sono reduci da una vittoria sonante 6-1 con i tedeschi del Weiligdorf e da un pari per 3-3 in rimonta con i campioni di Grecia della EK, con cui adesso condividono la testa del girone, ma con un gol in più nella differenza reti. Proprio il differenziale fra gol fatti e subiti potrebbe valere il passaggio del turno, che spetta solo alla prima classificata. I finlandesi vorranno giocarsi le loro carte. Nell'ultima partita si sono imposti 4-0 contro i campioni di Germania e sono terzi in graduatoria ad un punto dalla coppia di testa. Conterà anche il risultato di AEK Weilimdorf in programma alle 17, che dunque gli etnei conosceranno in anticipo. Calcoli che lasciano il tempo che trovano. La squadra del presidente Musumeci farà di tutto per riuscire nell'impresa sospinta dal pubblico e dalla qualità del gruppo, che da 2 anni domina in Italia. Ed è con questo servizio che si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione. Vi lascio, come detto prima, con Luca Ciliberti a Il Punto, e vi ricordo che la prossima edizione del nostro telegiornale andrà in onda alle 19. A tutti una buona giornata.